Grazie Presidente. Stiamo parlando ancora di modifiche della legge sulla caccia, la legge 50 del 93. Dal 1993 questa è all'incirca la 20ª volta che questo Consiglio, questa Aula si occupa di modifiche alla legge, che non è solo legge sulla caccia, ma è anche legge sulla tutela della fauna selvatica. Ma secondo voi di che modifiche si è trattato? Ve lo dico io, si è trattato sempre di modifiche che hanno allargato le maglie dell'attività venatoria, ma mai di modifiche che hanno aumentato il grado di tutela della fauna selvatica. La storia dei provvedimenti in materia di caccia licenziati da questo Consiglio sono uno stillicidio di forzature procedurali, di alterazioni interpretative delle fonti superiori, di contraffazione dei principi informatori che fanno pensare non a leggi promulgate in una regione evoluta all'interno di un paese civile, ma ad una repubblica delle banane. Nel caso oggi in discussione sarà concesso di fatto ai cacciatori veneti di costruire in aree quasi sempre protette, soggette a vincoli idrogeologici e paesaggistici, spesso protette da leggi regionali, statali e da direttive comunitarie, appostamenti perenni, cioè fissi, di circa 12 metri quadrati. Con questa legge i cacciatori si sentiranno, anche in buona fede, nel giusto, in qualche misura istigati all'abusivismo per colpa di una legge sbagliata. Ma cos'è la caccia da appostamenti, colleghi? La caccia che si fa da appostamento. Un appostamento fisso è una costruzione che resta nel terreno per l'intera vita del cacciatore, viene costruito e mai dovrà essere smontato, come invece previsto per gli appostamenti temporanei o precari. Questo è un tipo di caccia che prevede il tiro a segno, si è nascosti, niente passeggiate, nessun contatto con la natura, niente cani da caccia. Questa è la caccia dei grandi numeri. Alcune decine al giorno di uccelli migratori possono essere abbattuti, come prevede il nostro calendario. La caccia con i richiami vivi è quella che trova però anche più contrarietà dell'opinione pubblica. Si tratta di specie a uccelli migratori, specie bersaglio, specie che grazie appunto a questo tipo di caccia hanno portato l'Italia a subire una pre-procedura di infrazione che si chiama EU Pilot, la numero 6955 del 14, sui calendari venatori. Ricordo, non è una procedura di infrazione, ma una pre-procedura, attivata nel 2014 dalla Direzione Regionale Ambiente della Commissione Europea ed è tuttora aperta. Potrebbe però scaturirne una nuova procedura di infrazione con delle sanzioni, naturalmente a carico dei cittadini italiani. La caccia da appostamento fisso viene esercitata nei confronti di specie classificate dall'Unione Europea anche con problemi per quanto riguarda le loro popolazioni, ovvero specie che presentano uno stato di conservazione sfavorevole, vengono classificate SPEC 2 o SPEC 3. Ve le leggo, sono alcune che la legge, il calendario venatorio del Veneto consente: la canapiglia, il codone, la marzaiola, il mestolone, il moriglione, la moretta, la pavoncella, il combattente, la tortora e l'allodola. Tutte specie in stato di conservazione sfavorevole, tutti uccelli migratori. Dovrebbe preoccuparci, ma la Regione Veneto effettivamente se ne infischia, i suoi calendari venatori non tengono conto di queste specie in stato di conservazione sfavorevole. Il calo delle popolazioni di queste specie è confermato da tutti, proprio da tutti, pensate colleghi. Anche un progetto di legge, il numero 78, del capogruppo di Fratelli d'Italia, in premessa parla proprio di questo problema. E sapete cosa dice? Ve la leggo, sono 3 righe. Il Veneto è la prima regione italiana per dispersione urbana, mentre solo il 32% delle aziende agricole presenta elementi lineari caratteristici del paesaggio agrario. L'avifauna dipendente da habitat agricoli dal 2000 al 2012 registra un calo generalizzato del 25%. Ecco a che cosa servono gli appostamenti fissi di caccia. E se lo dice Berlato, che rappresenta i cacciatori più accaniti. Quindi quando parliamo di appostamenti fissi parliamo di uccelli migratori con popolazioni in diminuzione a causa del consumo del suolo, del degrado ambientale,
dell'utilizzo della chimica in agricoltura, della caccia e dei cambiamenti climatici. Ma colleghi, sapete che cosa sono i richiami vivi? Come si attirano gli uccelli vicino agli appostamenti fissi, visto che non si va in giro col cane? Con l'inganno dei richiami vivi. Vengono usati come richiami vivi piccoli uccelli canori delle specie tordi, merli, cesene e anche l'ormai rara allodola. Negli appostamenti fissi si usano fino a 40 richiami vivi, colleghi, 40. Ma come fanno i richiami vivi a cantare in autunno e in inverno quando emettono il loro canto, che si chiama canto nuziale, in primavera? Ve lo siete mai chiesti? Come si fa? Come si fa a farli cantare in autunno? Vengono sottoposti alla cosiddetta chiusa da metà aprile. La chiusa, colleghi, consiste nel tenere questi animali con pochissimo cibo, con poca luce, tenuti quasi al buio, e poi vengono sottoposti anche allo spennamento a vivo. Tutte operazioni utili a sfasare il ciclo biologico degli uccelli in modo da indurli a cantare in inverno anziché in primavera. Il libro Il Capanno, che è stato scritto da un cacciatore, descrive bene che cosa aspetta a questi uccelli. Ve ne leggo poche righe. Si tratta di pagina 311. Il giorno della tradizione per la delicata operazione è il 24 giugno, San Giovanni. Si entra nella stanza oscura di buon mattino con una sedia ed un aiutante. Si prendono uno a uno gli uccelli delle singole gabbie, lavoro questo dall'aiutante, come quello di rimetterveli. L'operatore seduto prende delicatamente con la sinistra ogni uccello e con la destra toglie ad una le remiganti esterne, 3 o 4, delle due ali e tutta la coda. Inoltre qualche piccolo ciuffetto di piume leggere in fondo al dorso e al ventre. Occorre molta attenzione e molta delicatezza. Qualche volta è avvenuto al sottoscritto, che pure ha tanti anni di pratica, di sentirsi morire in mano un allievo, specialmente quelli più irrequieti, che per lo sbatter continuo nelle gabbie hanno ridotte le ali e la coda con soli monconi di penne. Vanno trattati con grande riguardo. I monconi vanno tolti uno a uno, come si disse, e durante lo strappamento il pollice e l'indice della sinistra devono ben comprimere la carne, dove il moncone stesso si innesta, per evitare facili lacerazioni, quasi sempre mortali, e la rottura delle delicatissime ossa delle estremità delle ali. Questo è tratto dal Il Capanno, tecniche di caccia. Allora, su questa norma, come ricordava prima la collega, c'è stato un record, una velocità mai vista prima. È stato fatto questo disegno di legge in teoria per recepire il collegato ambientale, una legge pubblicata il 18 gennaio 2016 sulla Gazzetta Ufficiale. Il progetto di legge di Berlato è stato presentato l'1 febbraio 2016, ancora prima che il collegato ambientale entrasse in vigore, perché il collegato ambientale entra in vigore il 2 febbraio 2016. Assegnato alla terza commissione il 4 febbraio 2016, approvato in terza commissione il 24 febbraio, dove sempre il proponente di questa legge è anche presidente, viene calendarizzato in Consiglio regionale lo scorso 2 marzo, ma ci si dimentica del passaggio in seconda commissione, la Commissione Ambiente, perché qui parliamo anche di paesaggio. La seconda commissione, su mia richiesta, se ne occupa giovedì 3 marzo, perciò viene fatto slittare questo progetto di legge oggi 9 marzo. Un record per questo Consiglio, signori, perché sono una quarantina di giorni, nemmeno 40 giorni. Un iter veramente velocissimo, neanche il tornado della riviera del Brenta e il problema del disastro delle banche in Veneto ci ha portato ad affrontare e licenziare provvedimenti con questa fretta. Ma vediamo il contenuto di questo progetto di legge. Recepisce a parole, ma non nella sostanza, il collegato ambientale. In realtà, primo, lo stravolge, prevedendo tipologie di autorizzazioni per gli appostamenti fissi non previste dal collegato ambientale. Secondo, non prevede alcune disposizioni utili presenti nel collegato ambientale. Ma cosa dice l'articolo 7 del collegato ambientale, colleghi? Allora, innanzitutto il collegato ambientale parla di disposizioni, come veniva ricordato prima, in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
Il collegato ambientale, nella parte che ci interessa, dice che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze, a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona o con strutture in ferro anche tubolari o in prefabbricato, quando interrati o immersi, siano privi di opera di fondazione e siano facilmente immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione. Quindi non prevede espressamente né l'autorizzazione edilizia né quella paesaggistica. Invece questo progetto di legge di cui discutiamo oggi, colleghi, prevede al comma 1 che l'autorizzazione degli appostamenti fissi costituisce titolo abilitativo, edilizio e paesaggistico. Vi ho appena letto il testo della legge statale che non cita nulla di tutto ciò, né il titolo edilizio né quello paesaggistico. Siamo di fronte a una possibile questione di legittimità costituzionale per quanto riguarda l'autorizzazione paesaggistica. La Regione non può esentare a priori i capanni dalle autorizzazioni paesaggistiche, perché questo contrasta col Codice dei beni culturali e del paesaggio del decreto legislativo 42 del 2004, presidiato da disposizioni penali che sono previste nell'articolo 181. Voglio citare un parere di un legale specializzato ed esperto in materia ambientale, l'avvocato Ceruti. A fronte della natura speciale della disposizione, derogatoria della legislazione ordinaria, si deve ritenere un'interpretazione restrittiva della disposizione in forza del generale principio di cui l'articolo 14 delle preleggi al Codice Civile, ossia limitata al titolo abilitativo edilizio, cioè alle condizioni stabilite dalla legge. Per gli appostamenti fissi non sarà necessario richiedere permesso di costruire dia o scia. Una diversa interpretazione avrebbe imposto un'espressa previsione del tipo: l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo, anche sotto il profilo paesaggistico, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 42 del 2004, in caso di intervento realizzato in area sottoposta a vincolo paesistico. Con una formulazione del genere noi avremmo potuto esentare il titolo paesaggistico, ma questa formulazione non c'è. In tal senso, d'altronde, depone la stessa attribuzione al comma 3 ter della delega alle regioni per la disciplina di dettaglio di tale previsione derogatoria, delega ben ammissibile per materie come l'edilizia attribuita alla competenza legislativa concorrenti di Stato e Regioni, ma non in materia riservata alla competenza legislativa statale, esclusiva come quella del paesaggio. Lo stesso avvocato mi ha fatto avere una sentenza di Cassazione, è del 29 febbraio 2016, quindi successiva al collegato ambientale, tra l'altro, che dice che la realizzazione su aree vincolate di interventi precari o facilmente amovibili in difetto di autorizzazione paesaggistica, anche in caso di occupazione temporanea del suolo per un periodo inferiore a 120 giorni, trattandosi di attività da svolgere previo necessario assenso dell'autorità amministrativa competente, sebbene dell'esito di procedura specificata. Sempre su questo argomento, ovvero sulla questione dell'autorizzazione paesaggistica, voglio leggervi un breve passaggio della scheda SIN, la scheda di inquadramento normativo dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale, fatta il 24 gennaio scorso. Allora, questa scheda, a mio avviso, dice le cose come stanno per la parte paesaggistica. La qualificazione del campo di applicazione, sia in materia edilizia quanto paesaggistica, della nozione di titolo abilitativo di cui tiene luogo l'autorizzazione degli appostamenti fissi, se da un lato può trovare un suo fondamento nelle argomentazioni sopra riportate, dall'altro sconta la assenza di elementi desumibili dai lavori preparatori. Ci si intende riferire ai dossier e note di lettura predisposte dai competenti uffici delle Camere in sede di esame dei progetti di legge, o successivi criteri interpretativi o di orientamento dei competenti uffici statali, e si inserisce in un contesto caratterizzato da un orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte Costituzionale, che tradizionalmente riconnette la disciplina in materia autorizzativa paesaggistica alla competenza esclusiva dello Stato in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, precisando che non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina la esecuzione di un intervento a rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, atteso che
L'istituto dell'autorizzazione paesaggistica persegue finalità di tutela dell'ambiente e del paesaggio, rispetto alle quali la legge regionale, nella materia di propria competenza, può semmai ampliare, ma non ridurre lo standard di protezione assicurato dalla norma dello Stato. Quindi risulta chiaro e pacifico che le norme sull'autorizzazione paesaggistica sono competenza dello Stato, a maggior ragione se si tratta di appostamenti fissi e non di appostamenti precari, come la legge che avete approvato a dicembre e che non è stata impugnata dal governo. Adesso, con il collegato ambientale, abbiamo una norma dello Stato sugli appostamenti fissi che non prevede l'esenzione all'autorizzazione paesaggistica. Questo è il collegato ambientale, articolo 7. Cosa che non avevamo quando è stata approvata la legge sugli appostamenti precari, colleghi. Con questa norma che non avevamo a dicembre sono stati appunto approvati gli appostamenti precari, ma adesso stiamo parlando degli appostamenti fissi. Ricordo che non stiamo parlando degli appostamenti precari che vengono smontati ogni anno, ma stiamo parlando di appostamenti fissi che restano lì per sempre. Il limite dimensionale previsto in questa legge per gli appostamenti fissi è pari a 12 metri quadrati. Qualcuno ha detto con vanto che questa legge pone delle dimensioni massime che la norma statale non pone. Ma avete mai letto, ad esempio, in qualche norma che dice le dimensioni massime di una cabina telefonica? Qui si vuole girare la frittata e far passare da scemi tutti. Forse si è confuso il calibro 12 dei fucili di caccia con i metri quadrati dell'appostamento? Siamo sicuri di quelle che stiamo facendo? In 12 metri quadrati ci sta un letto, ci stanno degli armadi, ci stanno dei fornelli. Le dimensioni sono spropositate perché in un appostamento fisso vi possono entrare fino a 3 persone, perciò i 3 metri quadrati canonici erano più che sufficienti. Lo stesso articolo 20 bis della legge 5093, al comma 3, prevede che gli appostamenti abbiano una superficie di calpestio o di appoggio non superiore ai 3 metri quadrati. Anche nella letteratura di settore si citano le dimensioni degli appostamenti fissi e se lo dicono i libri dei cacciatori, nel libro Caccia al Cappanno e suoi ausiliari si può leggere, ve lo dico perché sono poche righe, un cappanno che abbia un fronte di 2,2 metri, larghezza 1,2 m e altezza 1,8 m è comodissimo anche per 2 persone e se è ben occultato non è, come sembra, un baraccone troppo visibile. Questo viene riportato nel testo Caccia al Cappanno e suoi ausiliari. Sapete in totale quanti metri quadrati sono? 2,64 metri quadrati, circa 3 metri quadrati, e questo lo dicono i testi della caccia, non lo dice Zanoni, lo dicono i testi della caccia. Quindi siamo proprio fuori misura. E quindi, riassumendo, questo dobbiamo capirlo bene tutti, che ci prendiamo la responsabilità di questo voto. Abbiamo 12 metri quadrati di costruzione, l'esenzione dell'autorizzazione edilizia, parlo di tutte cose previste da questo progetto di legge. Esenzione dell'autorizzazione paesaggistica, appostamento fisso che mai verrà smontato. Altezza di 3 metri o addirittura al limite del limite frondoso degli alberi, quindi si parla anche di una decina di metri. Ma chi garantisce che non ci saranno abusi nell'utilizzare questa norma? Stiamo scrivendo in seconda commissione una legge contro il consumo del suolo. E qui facciamo fare a chi ha la licenza di caccia delle casette permanenti da 12 metri quadri, esenti da ogni controllo. Sapete che per l'autorizzazione di un appostamento fisso, come prevede la legge 5093, non serve presentare in provincia la pianta dello stesso, né indicarne l'altezza, ma solo indicarne l'ubicazione. Lo sapevate questo? Qualcuno ha pensato, ha riflettuto un attimo sull'impatto che avrà questa norma per i nostri boschi, colline e campagne, all'interno delle aree Natura 2000, nei siti di importanza comunitaria, nelle zone di protezione speciale, cioè in quelle aree poche aree che l'Unione Europea ha voluto proporre, ma che noi continuiamo ad aprire alla caccia. Vi assumete una bella responsabilità ad approvare questo obbrobrio. E quindi credo sia ora di dire basta a questo andazzo. Io ho esaurito il mio tempo, ma volevo trattare altri 2 argomenti in occasione della discussione degli emendamenti
ne ho presentati 5, non sono molti, ma naturalmente tendenti a riportare questo disegno di legge nello stesso identico binario del comma 3 ter dell'articolo 7 del collegato ambientale, quindi tra poco interverrò sugli emendamenti. Consigliere. Grazie Presidente. Io non avevo parlato di tempi dedicati alla caccia in terza commissione, ma dopo l'intervento di Berlato devo dire che lui ha citato molti numeri, però non ha detto i tempi, e quello che bisognerebbe misurare invece sono i tempi in termini di ore dedicati alla caccia rispetto agli altri argomenti. Berlato, che tra l'altro oggi vedo abbastanza in stato confusionale, direi, perché è arrivato addirittura a smentire se stesso. Allora, prima ha detto che le specie, e lo dice con un suo progetto di legge, il 78 del 2 novembre, sono in calo fino al 25%. E poi dice che invece sono in aumento. Ma hai sentito nello stesso momento la stessa persona, nello stesso intervento, dire una cosa al contrario di quella. Poi dice che non conosco la materia e qui si smentisce ancora perché poco dopo dice che sono stato guardia venatoria volontaria. Allora delle due l'una. Quindi ma questa maggioranza secondo me è un problema. Ha un problema perché Berlato è in conflitto di interesse, lo sappiamo, rappresenta i cacciatori, fa parte di un'associazione di cacciatori con tanto di iscrizioni. È come affidare una norma a regia Berlato, è come dare il compito a un carcerato di farsi la cella. La fa col buco, signori. Questo è quello che sta facendo la maggioranza. Allora, proprio per questo credo che sia ora di dire basta a queste marchette elettorali. Questa è una legge sulle disparità dei trattamenti dei cittadini. Un cittadino qualsiasi per fare una casetta da 12 metri quadri deve fare il progetto, chiedere l'autorizzazione edilizia e rispettare le norme sui vincoli paesaggistici, pagare tasse e pagare i progettisti. Ma se hai la licenza di caccia puoi bypassare tutto, calpestare ogni norma. Complimenti se la votate, speriamo di no. Quindi avremo cittadini di serie A e cittadini di serie B. Ma il coordinatore di Fratelli d'Italia Veneto, ma anche capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d'Italia, ma anche presidente della terza commissione consigliare e autore di questo progetto di legge, è un riconosciuto esponente del mondo venatorio più fanatico, più estremo, che ha pure sostiene le odiose cacce in deroga, ritenute illegali dalla Commissione europea, c'è tanto di sentenza. E questa maggioranza lui chiede, e questa maggioranza cosa fa? Questa giunta cosa fa? Allora, ha chiesto di ampliare le giornate di caccia da 3 a 5 giorni agli uccelli migratori in laguna, è stato approvato il provvedimento ed è stato consentito. Ha chiesto di ampliare il carniere del Moriglione, un'anatra migratrice in stato delicato di conservazione, e è stato aumentato con delibera il carniere. Ha voluto la legge sugli appostamenti fissi precari, questa maggioranza gliel'ha votata. Ha chiesto di bloccare il piano faunistico venatorio che era già pronto, che era costato sfior di soldi ai cittadini del Veneto, e avete bloccato quel piano che era già pronto. Si è opposto a aprire la finestra temporale per i cittadini che hanno del terreno per chiedere il divieto di caccia in occasione della proroga del piano faunistico venatorio ed è stato assecondato. Ha voluto 500.000 euro per la caccia nel bilancio, sottratti alla formazione professionale, col pretesto di danni alla fauna selvatica, ed è stato assecondato. Adesso in tempo di record chiede questa legge e viene assecondato ancora. Ma sbaglio, il presidente Zaia aveva deciso di non dare l'assessorato a Fratelli d'Italia. Ma questi sono problemi vostri, della maggioranza. Però se i problemi della maggioranza si ripercuotono sulla tutela dell'ambiente, della fauna selvatica e sulla parità di trattamento dei cittadini, non diventa più un problema della vostra maggioranza. E a proposito di questi 500.000 euro tolti alla formazione professionale, cari colleghi, sapete che il collegato ambientale prevede il divieto di immissione dei cinghiali? Voi sapete quanti agricoltori hanno chiesto i danni causati dal cinghiale? Collega Gerolimetto, collega Barbizan, tagliate i soldi ai cittadini, 500.000 euro,
Però dentro a questa norma il collegato ambientale sulla parte del divieto di immissione del cinghiale nel territorio regionale non la volete approvare, perché appena adesso è stato detto che quell'emendamento non va approvato. Quindi da una parte togliete i soldi ai cittadini veneti per i danni all'agricoltura, dall'altra però non prevedete, non evitate i danni all'agricoltura recependo in totale il collegato ambientale che prevede il divieto di immissione dei cinghiali in ambiente. Presidente, grazie della parola. Volevo ricordare a Giorgetti che lui non può farci le pulci, venire in commissione, fare le domande e poi andarsene via e dopo lamentarsi anche di non aver ricevuto la risposta, perché questo mi sembra paradossale. Allora, volevo aggiungere un attimo per fare e riportare un po' di corretta anche informazione in quest'Aula. Beh, innanzitutto condivido quello che ha detto il collega Azzalin adesso. Carta canta, villan dorme, dicono, no? Allora, basta leggere gli emendamenti che ho presentato per smentire tutte le voci dei consiglieri Berlato, Valdegamberi e quant'altro in merito all'estremismo del mondo ambientalista, che io sarei un estremista, perché in realtà i miei emendamenti riportano nella legalità, nella legittimità questo disegno di legge, rispettando quelle che sono le norme statali, quindi nessun estremismo, semplicemente del buon senso. E lo potete verificare senza tanto arrampicarvi sugli specchi guardando gli emendamenti che ho presentato. Sulle sanzioni, io ho sentito dire che facciamo sta norma anche perché questi poveri anziani cacciatori che vengono sanzionati con addirittura, e risulta anche dagli atti dei verbali della terza commissione, con sanzioni che vanno da 30.000 a 60.000 euro. Allora, niente di più inesatto, niente di più falso. La Procura della Repubblica di Vicenza ha archiviato le denunce non degli ambientalisti ma del Corpo Forestale dopo che, a patto che il proprietario che aveva fatto queste costruzioni abusivamente, senza autorizzazioni, avesse ripristinato lo stato dei luoghi. Quindi risulta, da quello che ho saputo dagli enti competenti, che non hanno pagato un euro perché gli hanno dato questa facoltà di smontare il casotto fatto in area non consentita. Sugli appostamenti precari è stato detto che gli appostamenti precari sono stati, la legge è stata approvata, è stata vistata dal governo, non è stata impugnata. Ma la questione questa è ben diversa. Qui stiamo parlando di appostamenti fissi, appostamenti che non vengono smontati come in quella legge di dicembre a fine stagione di caccia e rimontati a inizio stagione, restano lì per sempre, con l'aggravante dei 12 metri quadri. E inoltre ribadisco il fatto che abbiamo il collegato ambientale adesso, abbiamo il collegato ambientale che parla chiaro, che per quanto riguarda l'autorizzazione non prevede l'esenzione all'autorizzazione paesaggistica. Voi, anzi, con questa legge vi siete inventati questa deroga alla norma statale. Io devo dirvi che sono molto amareggiato, sapete, per questa ennesima legge, perché gli emendamenti sono pochi, servivano a ristabilire il rispetto alla norma statale, però adesso in commissione sono stati tutti bocciati, tra l'altro con Presidente Berlato che è presentatore della norma, mi pare evidente che il Presidente non bocci gli emendamenti che non vanno bene. Quello che mi dispiace è che andiamo a creare una situazione di disparità dei cittadini veneti. Avremo cittadini di serie A e cittadini di serie B. Io volevo leggervi, è l'ultima cosa che vi leggo, ma per me è molto importante, un passaggio della Carta fondamentale della Regione Veneto. Lo Statuto del Veneto, titolo primo, capo primo, principi. Vi leggo l'articolo 8. Il Veneto, nel rispetto del principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future, opera per assicurare la conservazione e il risanamento dell'ambiente attraverso un governo del territorio volto a tutelare l'aria, la terra, l'acqua, la flora e la fauna quali beni e risorse comuni. Questo emendamento serve proprio a riportare nei binari dell'articolo 7 della norma statale, il comma 3 bis,
questo disegno di legge. Allora, questo è l'emendamento che toglie le parole edilizio e paesaggistico al progetto di legge in discussione e lo riporta la norma nel binario della norma statale articolo 7. Sì, intendo illustrarlo perché questo è uno dei maggiori punti del contendere, no? Qui si parla di 12 metri quadrati. Allora, tutti i cittadini sanno, ma anche voi qua presenti immagino sappiate, che un capanno a caccia non ha bisogno di 12 metri quadri e che questa è proprio l'esagerazione tradotta in norma. Allora, mi permetto di rileggere una frase del libro di Gabriele Mancini, Caccia al capanno e suoi ausiliari, sulle dimensioni degli appostamenti fissi. Un capanno che abbia un fronte di metri 2,2, larghezza metri 1,2 e altezza 1,8 metri è comodissimo anche per le 2 persone e se è ben occultato non è un baraccone troppo visibile. Ecco, questo lo dice un cacciatore che ha scritto un libro. Sapete cosa vuol dire tradotto in superficie? 2,64 metri. E questo lo dicono i testi relativi alle norme sulla caccia. Informatevi, è un'esagerazione questi 12 metri quadri. Cioè mi appello al buon senso che spero ci sia ancora in questa maggioranza per approvare questo emendamento, perché 12 metri quadri che cosa significheranno nei territori magari sottoposti a vincolo paesaggistico? Se c'è un impegno dovrebbe essere fatto un piccolo ordine del giorno e approvato dalla maggioranza, perché scripta manent verba volant. Attenzione da parte di tutti i colleghi. L'intento della collega Guarda con l'emendamento ritirato era quello di recepire delle norme che le regioni devono recepire col piano faunistico venatorio. Quindi il comma 3 dell'articolo 7 del collegato ambientale parla di divieto di immissione del cinghiale e foraggiamento con recepimento nel piano faunistico venatorio. Questo emendamento invece riguarda il comma 1 dell'articolo 7 che non parla di recepimento col piano faunistico venatorio ma prevede espressamente il divieto di immissione di cinghiali sul territorio, quindi sono 2 questioni diverse. Questo emendamento che propongo è una norma immediatamente recepibile, che potremmo dare un segnale, lo prevede la legge dello Stato, lo possiamo inserire in un articolo della nostra legge regionale che prevede i divieti e non ci costa niente metterlo indipendentemente dal piano faunistico venatorio, perché ricordo, il piano faunistico venatorio viene citato dall'altra parte, cioè dal comma 3. Perché c'è l'impegno della maggioranza di prevedere questo divieto, lo ritiro, anche se non, dico, ripeto, non costava niente approvarlo e avere già in norma da domani questo divieto.